Ciao bambini, ciao mamma e ciao papà. Siamo di nuovo qui per darvi qualche altro suggerimento per passare insieme queste lunghe giornate a casa. Oggi abbiamo pensato a qualche cosa per i bambini più piccoli, quelli che sanno già stare seduti da soli, che comunque magari gattonano, si spostano e quindi forse è un po' più per voi genitori questo video. Abbiamo pensato di insegnarvi come realizzare le bottiglie sonore che tanto piacciono ai vostri bambini. Allora, procuratevi una bottiglietta d'acqua o di Coca-Cola vuota, la lavate bene. All'interno potete mettere, e magari per i bambini un pochino più grandi potete anche aiutare la mamma e il papà, e potete riempire con quello che volete, ad esempio con il riso, se avete dei chicchi di caffè, piuttosto che con la farina. Le mettete dentro, magari ci appoggiate sopra un imbuto per le cose più piccole, intanto i bambini si divertono anche a travasare. Potete anche mettere della carta colorata o dell'acqua con delle cannucce che sembrano dei pesciolini. Però per fare questo effetto con le cannucce galleggianti ci abbiamo aggiunto un po' d'olio di semi, in modo che rende l'acqua più fluida. Anche questo con i brillantini. Ce ne sono di leggerissime, quindi i vostri bambini proveranno il leggero e magari il pesante dato dalla farina. Ce ne sono che fanno tanto rumore, che ci mettiamo dentro la pasta, il caffè, il riso, oppure ce ne sono che scuotendole danno un rumore più leggero, quelle ad esempio con la carta o con il cotone. Quando avete messo dentro quello che preferite, mi raccomando, la bottiglia va chiusa benissimo. Allora, se avete la colla a caldo, questo mamme fatelo solo voi, mi raccomando, mettete la colla a caldo attorno al tappo e lo chiudete bene benissimo. Se non avete la colla a caldo, magari fateci un giro di scotch bello stretto, mi raccomando, sempre con attenzione poi dopo, finché non avete modo di chiuderle in maniera più sicura. Ecco, spazio alla vostra fantasia, rovistate nei cassetti che di sicuro cose da usare ne trovate di ogni genere, e poi preparate un bel cesto come abbiamo qua noi in asilo, i vostri bambini li conoscono bene, e metteteli a disposizione anche dei bambini più piccoli. Bene, buon lavoro, buon divertimento, un bacio grande, vi pensiamo sempre. Ciao.